Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Allora, oggi video importante dove vi spiego alcune cose, spiego un po' la situation e cerco di fare il punto della situazione sul canale, insomma, anche se il canale ormai, più che canale ormai è una pagina curiosa dove ogni tanto il Q posta qualcosa. Niente, allora la casa è il motivo principale, insomma, perché ci tengo a condividere un po' con voi questo momento bello. Allora la casa è nostra, stiamo cominciando i lavori, tutto quanto. È chiaro che adesso gli impegni sono parecchi perché devo starci molto dietro, il cantiere, le robe, voglio supervisionare tutto perché il Kuma non può sbagliare, vuole vedere insomma gli operai, fare tutto bene, tutto tranquillo così da non avere problemi. Però è chiaro che dopo una volta che ci sarà la casetta con lo studio, con tutto fatto bene finalmente, con più spazio, con un'estetica anche visiva diversa, voglio cominciare a portare quello che ho detto, cioè contenuti nuovi, comunque qualcosa di diverso che assolutamente non è che adesso penso, ah boh, basta, il canale torna attivo, torniamo grandi così, cioè non mi interessa un cazzo. Lo faccio solo perché voglio comunque condividere con voi, giusto dopo tanti anni insieme, nel 2011, è bello anche condividere il Cume 2.0, cioè un po' più grande. Quindi ecco, a me piacerebbe anche portare, adesso chiaramente diciamo, i video di adesso saranno principalmente MotoGP e Formula 1 con NBA e ogni tanto vabbè, il Magic che so che è molto amato e ma NBA, cioè NBA che può essere FIFA, PES ovviamente ragazzi aspetto con PES si parte a bomba una volta che sono tranquillo che non ci sono più aggiornamenti, dopo si partirà alla grande e tutto. È chiaro che mi piacerebbe portare i video della casa, cioè magari non so, il cantiere, che sta, vedere insomma che prende forma la casa e tutto quanto, cominciare a fare dei video non solo di videogame, ma anche proprio della mia vita, per dopo poi portarmi di nuovo ai videogiochi, magari con la webcam, con un bel scenario e, diciamo creare video anche non solo di videogiochi, come ho detto prima, ma anche appunto di situazioni più reali, cose diverse, insomma, far vedere un po' le mie collezioni, le mie passioni al di fuori dei videogiochi, che sono tante, sono troppe forse, infatti la povertà dietro l'angolo. E niente, insomma, così. Questo ci tengo. Spero a voi possa far piacere tutto questo, così da avere un contatto più umano con me, anche più visivo. È vero che sta cosa dovevo farla forse 10 anni, 9 anni fa, però mi sembra il momento, cioè, il discorso è ragazzi che sapete, io ho sempre registrato, fatto video proprio per passione, senza minimamente pensare a nessun altro scopo, anche perché io il mio lavoro l'ho sempre avuto, anche se all'inizio del mio percorso qua sul canale avevo un lavoro dove praticamente lavoravo 3 mesi, poi stavo a casa, poi lavoro 3 mesi, e piano piano ho cominciato a fare la mia carriera e andare avanti a creare risultati positivi per il mio lavoro, così da aumentare le ore, poi determinate e così via. Quindi sono cresciuto insieme a voi. Dopo sono successe mille cose tra ragazza, il papà che è andato, che se n'è andato insomma materialmente ma non nel cuore e nella mente. I problemi alla schiena che quelli purtroppo mi hanno dato, che probabilmente sono stati anche una conseguenza anche fatalità, nulla viene per caso, come non è venuta per caso la Cumendina, la Chiaretta, che, mm, che mi ha veramente, insomma, mi sta regalando delle gioie, delle emozioni mai provate prima. Però quello che è successo con mio papà purtroppo ti porta a delle cose belle, cioè mi ha portato la Chiara perché sono convinto che sia così, però magari anche lo stress di una condizione psicofisica un po' così, insomma, soprattutto la schiena, per carità, mettere la fino per arrivare a 90 anni solo con la schiena, però è chiaro che è veramente una cosa tosta purtroppo, soprattutto per uno come me abituato a fare sport e tutto quanto. Vabbè. Comunque così, insomma, c'è... quindi sarà un po' così la faccenda, mi piacerebbe portare anche, visto che la casa bene o male per metà ottobre, primi di novembre dai sarà perfetta, mi piacerebbe anche cominciare a portare un po' tra virgolette delle reazioni sul Milan, così posso sfogarmi non solo da solo ma anche con voi e un po' tante cose, ecco questo è il mio obiettivo per creare una specie proprio di diario dove racconto un po' anche i cazzi miei, non solo diciamo i videogiochi vaneggio, così da rendere lo zoccolo più vicino a me. Visto che voglio anche, che devo sentire un po' che non sento lo zoccolo, che dobbiamo anche organizzarci perché ci dobbiamo trovare. E niente raga, così, questa è la situation, vi chiedo ancora pazienza, live, non live, chiaramente io dalle 7 alle 8 di sera
sono via, quando arrivo a casa proprio, cioè, è l'ultimo, ecco, purtroppo è l'ultimo pensiero, le live o il canale, sono poco fa. Sono un vecchietto ormai. Eh, però ecco, così, ci tengo a far capire a tutti voi che comunque il canale non è mai morto, ci tengo e anzi voglio aggiornarmi e migliorare, ecco, questo è l'obiettivo. Dopo chiaramente con dicembre, perché se io compro anche il computer, ovviamente avrò due computer in casa, quello di adesso e comunque ancora un computer che mi permette di giocare tutto a ultra, quasi tutto, più il PC nuovo che vado a creare con l'uscita di Flight Simulator, quindi ho bisogno di un PC all'ennesima potenza, quindi non baderò a spese e mi compro il top del top. E niente, così insomma, raga, questa è la situation, ripeto, oggi mi è situation, così sarà il caldo che sta morendo, mamma mia, e niente. Eh, sto pensando se c'è ancora qualcos'altro da dirmi, quello cazzo. Boh, madonna. Beh, intanto abbiamo vinto con la Lazio, già questa è una buona cosa, volevo sottolineare l'unica soddisfazione di quest'anno. Però anche voi consigliate, magari chi ha voglia di lasciare un commentino, sono qua per consigli su cosa fare, visto che mi voglio cimentare su una cosa insomma, che non ho mai fatto. Quindi ecco, l'idea è comunque di fare un po' di video così sulla casa, sicuramente ce la per farvi vedere un po' la nuova casa, vedere le costruzioni che piano piano si migliora da un cantiere di una, perché la casa comunque la vogliamo diciamo rimettere a posto completamente, quindi infissi, pavimenti, tutto quanto, proprio vogliamo crearla da zero, cioè, quindi ecco, sarà completamente diversa da come insomma l'abbiamo trovata. Però ecco, secondo me è una cosa carina questa, anche potete dare qualche consiglio anche su questo, su cosa mettere e cosa non mettere, posso già spoilerare che per chi è appassionato di Formula 1 ci saranno 180 modellini di Formula 1, quindi sarà un bel vedere, ecco. Più alle macchine normali, che però quelle purtroppo comunque nonostante tutto, nonostante la casa grande e tutto, non mi sta, cioè non riesco a mettere tutto in studio. È pazzesco, quante collezioni e roba ho, faccio schifo veramente, cioè una roba indegna proprio. Una roba indegna, però vabbè, così purtroppo il Cume è come si dice, lo shopping compulsivo, ecco. Sto pensando ad altre cose da aggiungere, ma seguite Magic perché ci tengo. Mi penso che sia il gioco meno seguito nel mio canale, non so, dei tempi di boh, non lo so sinceramente. Scusate, bevo un po' d'acqua. Però vabbè, lo porto lo stesso perché ho voglia di portarlo e vi farò vedere anche le carte reali, cartacee, visto che ne ho parecchie, così almeno vi faccio vedere anche il gioco da un'altra prospettiva, ecco. E poi stavo pensando, vabbè, insomma, ecco, il discorso Fly diventerà sia in live, che penso che tornerò, penso, anche su Twitch per fare qualcosa anche là, sinceramente, con Fly Simulator, perché cioè, diventerà veramente il gioco di punta, e voglio creare una serie che sia diversa dal giro del mondo, questo bisogna capire com'è il gioco, spero che ci siano tanti, tra virgolette, livelli di simulazione, perché se è solo simulazione massima sarà un po' dura. Però ci tengo a fare una cosa bella perché il gioco è qualcosa, cioè il gioco, il simulatore è qualcosa di non normale, sinceramente. Quindi ecco, io penso che per l'inverno Fly e PES domineranno perché anche sì, con i giocatori storici tutti, una volta che io non ho più aggiornamenti, comincio a creare chiunque, cioè, da Dario Hubner a Puskás, per dire, ecco. Quindi la carne al fuoco c'è, la voglia ce l'ho assolutamente. Se non registro tanto è solo perché veramente ho degli impegni improrogabili. Cioè, anche giocare sto giocando veramente poco. Adesso ogni tanto ne faccio una partitina a Magic, così. Ho The Sims, sto giocando parecchio a The Sims in questo periodo. Si vede che con la casa mi viene voglia di arredare anche in virtuale. Però, ecco, sono curioso di capire veramente i vaneggi di portare un po' più di vita reale, non solo videogiochi, perché io non mi sento molto portato per questo, che perché se uno può dire ma cazzo me ne frega di sapere che cazzo fai, giustamente io la penso così, cioè non ho mai capito chi fa queste cose, però è una via di mezzo per far vedere anche il perciò, cioè, dal 2011 ormai che siamo insieme, ormai tanti me li sono persi dello zoccolo di una volta, però chi mi vuole bene ci tiene e io sono qua, insomma, quindi ecco, questo è quanto, non so più che cazzo dire, sinceramente, anche perché ho un caldo atroce.
E niente raga, saluto dal Comendone veneziano, un abbracciotto, spero di fare il primo video magari della casetta il prima possibile, così da farvi vedere un po' il tutto, e niente, un abbracciotto e un saluto e fate i bravi mi raccomando. Ciao!